Bene, benvenuti alla terza sessione del convegno sulla Liguria e il mare. Oggi abbiamo il piacere di avere tre relatori, un relatore e due relatrici, che ci parleranno del Mar Ligure che cambia. Mar Ligure non è solo, come è ovvio, come ben sapete, non è solo il Mar Ligure che cambia, però in questo caso la nostra conferenza, il nostro convegno è focalizzato su Liguria e il mare e quindi parliamo del Mar Ligure. Carlo Nichebianchi e Carla Morri sono ecologi, biologi marini, che hanno lavorato in vari ambienti, non solo del Mediterraneo, liguri e mediterranei, ma anche in ambienti tropicali, in ambienti particolari. Ci faranno anche un po' di rassegna storica della biologia marina, perché come avevamo messo in evidenza nell'ultima conferenza, Genova è stata ed è la sede di una scuola di biologia e di ecologia marina che è iniziata molti anni fa e che è andata avanti con ricercatori di elevato livello, e oggi abbiamo dei rappresentanti della nuova generazione, nuovissima generazione, che appunto ci parleranno dei problemi che il Mar Ligure sta subendo, cioè l'impatto antropico e quindi il riscaldamento delle acque e ecosistemi costieri. Invece la professoressa Marzia Bo ci parlerà invece di una particolare zona del nostro mare. Il Mar Ligure è un mare che va in profondità molto vicino alla costa, quindi ha delle profondità e delle zone molto profonde, zone che apparentemente sembrerebbero esenti dall'essere toccate in qualche modo, e invece, come ci racconterà Marzia Bo, sono queste zone, anche queste hanno subito degli impatti e subiscono degli impatti antropici. Lo studio di queste zone profonde viene fatto con vari mezzi che lascio a descrivere a Marzia Bo. Vi passo la parola, grazie della vostra partecipazione e prego, a voi. Grazie Presidente. Grazie a tutti gli intervenuti. Questa presentazione, la prima, che riguarda soprattutto i ecosistemi costieri, è stata preparata a quattro mani da me e da Carla Morri, che è qui presente. Parlo solo io per cercare di essere più sintetici. Come fa ad andare avanti? Eccolo qua. Carla Morri e io l'anno prossimo festeggiamo le nozze d'oro con la ricerca, nel senso il nostro primo lavoro l'abbiamo pubblicato nel 76, ovviamente era un lavoro giovanile, pubblicato sulla rivista parrocchiale, però da lì è cominciato, e in questi 50 anni abbiamo studiato vari ambienti costieri, sia in Mar Mediterraneo che in altri mari, come già anticipava il nostro Presidente, e abbiamo sempre usato come tecnica di indagine l'immersione subacquea. Negli ultimi anni ci siamo resi conto di una cosa che forse all'inizio si trascurava, di quanto cambia e quanto cambia velocemente l'ambiente marino, e quindi ci siamo concentrati sulla ricostruzione e analisi di serie storiche. E qua vi parlerò di due ecosistemi costieri del Mar Ligure su cui abbiamo una lunga serie di dati. Sono fra l'altro due ecosistemi, la prateria di Posidonia e le scogliere rocciose, che sono habitat riconosciuti dalla Comunità Europea come habitat di interesse conservazionistico. Vi parlerò ovviamente di scienza, ma vi farò anche un po' di storia della scienza e di storia delle persone che hanno fatto quella scienza. Poi, siccome siamo l'Accademia di Scienze e Lettere, mi azzarderò anche a qualche piccolissima, anche con pudicizia, escursione letteraria, perché mi sembra anche carino sposare le due cose. Partiamo dunque dalle praterie di Posidonia, in cui abbiamo 110 anni di osservazioni.
come ricordava il Presidente, in Mar Ligure siamo stati, cioè Mar Ligure, l'Università di Genova poi alla fin fine è stata tra le prime realtà accademiche a creare la biologia marina. Il titolo, Il prato in fondo al mare, l'ho rubato da un romanzo di Stanislao Nievo, pronipote di Ippolito. In questo romanzo Stanislao racconta il naufragio in cui è perito il suo illustrissimo avo, e lui immagina che Ippolito vada a morire tra le Naiadi in un prato in fondo al mare. Un prato in fondo al mare che chiaramente possiamo immaginare sia la nostra amata prateria di Posidonia, di cui ormai sapete tutti quanto è importante per il funzionamento di tutto l'ambiente marino costiero del Mediterraneo, e non solo, perché anche in quello profondo, tant'è, un po' della produzione organica di Posidonia arriva. Le prime informazioni che abbiamo sulla Posidonia, guarda caso, ligure, sono del solito Raffaele Issel, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in questa sede. Issel era il figlio di Arturo, il famoso geologo che penso tutti abbiate sentito menzionare, e nel 12 Raffaele fonda un laboratorio di biologia marina sulla scogliera di Quarto. In questo laboratorio compie tantissimi studi che oggi hanno un'importanza storica non da poco, ma studia anche un po' le Posidonie, e questo è l'inizio. E lui ad esempio ci racconta che le Posidonie davanti a Quarto e Quinto sono discontinue, le praterie sono frammentate, e vedremo poi come finirà le cose. Ma anche nel 12 va a studiare le praterie che sorgono sulla sponda orientale del promontorio di Portofino, e nota che queste sono molto più rigogliose, e in particolare mette in evidenza la bellezza spettacolare, no, spettacolo attraente addirittura dice, della piccola prateria di Gnasca vicino a Paraggi, che ho cerchiato con un cerchietto azzurro, quindi la vedete bene dove si trova. Issel nel 18 scrive quello che è il primo testo universitario in italiano di biologia marina. Se dovessimo prendere una data di fondazione della biologia marina in Italia, eccolo qua. Questo testo oggi lo potremmo considerare superato, ma leggerlo è ancora una lettura gradevolissima, perché vi traspare, come vedete, la passione che quest'uomo aveva per lo studio della natura. E in questo testo lui a un certo punto dice: vista l'importanza della Posidonia, sarebbe interessante mappare le Posidonie lungo la costa ligure. Ovviamente questo suo sogno rimane a lungo tempo incompiuto. Fino a tutti gli anni 70 l'unica informazione che abbiamo sulla presenza di praterie di Posidonia in Liguria sono le carte da pesca. Le carte da pesca spesso dicono che c'è la Posidonia qui e là. La Posidonia, ben inteso, i pescatori non la chiamano Posidonia, va già bene quando la chiamano alga, se no usano anche altri termini che quindi bisogna un po' decifrare. Paradossalmente, per tutto quel periodo, gli scienziati ignorano la Posidonia, i pescatori la chiamano alga, l'unico che rende onore alla Posidonia, la chiama col suo nome e ce la descrive in maniera dignitosa è un letterato, in particolare un poeta di Sestri Levante, Giovanni Descalzo, che scrive una poesia intitolata proprio Posidonia, e in questa poesia descrive il Posidonieto che c'era nella baia del Silenzio di Sestri Levante, e che oggi effettivamente è quasi tutto distrutto, purtroppo. Agli anni '80 le cose cominciano un po' a cambiare. Il nostro caro collega Riccardo Cattaneo, che purtroppo il Covid ci ha portato via anzitempo, pubblica Mare di Liguria, è il primo libro dedicato agli habitat marini della Liguria. Abbiamo aspettato l'80 per fare questo. In questo libro Cattaneo allega una serie di carte, una al 100.000, in cui mette assieme tutte le informazioni che trova. Non è quindi una vera e propria mappatura, diciamo che è una sinossi dell'esistente, ma comincia a darci idea di dove sono le Posidonie, chiamandole Posidonie, non più alga, custi, smorzate o come altro lo chiamavano i pescatori. Ovviamente oggi potremmo dire che era imprecisa, però intanto con quello abbiamo cominciato, grazie a Cattaneo. Ma Cattaneo ne combina anche un'altra molto interessante.
Lui dice a un giovane Giorgio Bavestrello, nostro accademico, che allora era laureando o neolaureato nell'82, no? Si è laureato proprio nell'82 credo, gli dice: ma tu che abiti a Rapallo, perché non vai a rivisitare le praterie del promontorio di Portofino che Issel descrisse 70 anni prima? E Bavestrello dice: buona idea, va e si rende conto che sono quasi tutte in regressione, e vi posso già anticipare che la regressione è continuata fino a oggi o quasi. Arriviamo finalmente agli anni 90. Nei primi anni 90 finalmente riusciamo a realizzare una mappatura finalizzata e dedicata proprio con gli strumenti giusti per mappare la Posidonia. La pubblichiamo sotto forma di una serie di tavole al 25.000 in un Atlante. Ovviamente siamo riusciti a farlo noi 80 anni dopo Issel, non perché eravamo più bravi di Issel, ma perché avevamo a disposizione tecnologie che Issel non si poteva nemmeno sognare 80 anni prima. Qua ad esempio la tavola che riguarda quarto e quinto, in cui effettivamente è vero, Issel aveva detto giusto, le praterie sono molto discontinue, ma soprattutto noi riconosciamo diversi segnali di degrado che chissà se ai tempi di Issel c'erano già, forse no, non lo posso dire. Purtroppo questa situazione di degrado delle praterie liguri è abbastanza generalizzata, sono ben poche le praterie liguri che sono ancora in condizioni sane, sono quasi tutte degradate, frammentate, con molte vaste aree morte, quindi questo fu un'amara sorpresa, forse non ce l'aspettavamo che fossero così malmesse, e quindi nasce proprio sempre negli anni 90 questa necessità di cominciare a monitorare, a valutare, a renderci conto di qual era lo stato di salute delle praterie. E cominciamo anche a indagare su quali potevano essere le cause. Abbiamo messo a fuoco sicuramente la cattiva gestione costiera che allora si faceva, ripascimenti selvaggi, terrapieni lungo il mare, quindi tutto intorbidamento, infangamento, ancoraggi senza regolazione, pesca a strascico anche a bassa profondità. Nella foto che vedete in basso a destra, quelli sono proprio i segni delle divergenze dello strascico, che chiaramente arano il fondo e anche credo nei fondi profondi facciano cose di questo genere. E a seguito di queste cose la Regione Liguria si mette in movimento, nel 2003 emana una legge che propone la tutela della Posidonia, mette un po' di regole sul fare i ripascimenti, sul regolare gli ancoraggi. Questo è reso possibile anche dal fatto che dal 98 una legge dello Stato assegna la gestione del demanio, almeno in grande parte, alle regioni. Quindi c'è questo cambiamento anche importante che permette nuove cose. Scende in campo la Regione, chiaramente muove altre forze rispetto a quella di un piccolo gruppo di ricercatori, e la Regione da allora produce un Atlante degli habitat marini, non solo la Posidonia, che tiene regolarmente aggiornata. Questo Atlante lo dobbiamo fondamentalmente alla visione di Giovanni Di Viacco e Stefano Coppo, entrambi laureati presso il nostro Ateneo. Giovanni Di Viacco è attualmente in pensione, Stefano Coppo è recentemente diventato dirigente presso l'ARPA, quindi dalla Regione è passato all'ARPA. Nel frattempo noi accademici continuiamo a fare un po' la nostra ricerca e mettiamo a punto degli indici per valutare lo stato della Posidonia. Sì, abbiamo capito che è degradata, ma quanto? Come facciamo a misurare il suo stato di salute? Diamogli un voto. E quindi inventiamo degli indici. Qua rivedete le praterie di quarto e quinto, in cui vediamo che ci sono porzioni che stanno un po' meglio, porzioni che stanno peggio, e questo lavoro è stato fatto soprattutto da Monica Montefalcone, che avete conosciuto perché ha fatto, credo la settimana scorsa, giusto, una conferenza, e all'epoca stava facendo il dottorato, e da lì parte effettivamente una linea di ricerca che Monica con le sue collaboratrici sta ancora portando avanti. Grazie alle carte della Regione e alle mie carte degli anni 90 possiamo cominciare anche a fare dei confronti nel tempo per vedere se le praterie sono stabili, se avanzano, se arretrano. Questo lavoro riusciamo a farlo con due dottorati dell'epoca, Valeriano Paravicini, che attualmente è professore ordinario all'Università di Perpignan in Francia, e Alessio Rovere, che attualmente è professore ordinario all'Università di Venezia, che avevano le conoscenze statistiche e diciamo che all'epoca erano arrivati anche i software necessari per fare queste analisi che ci permettono di capire se la Posidonia continua a star male o migliora un po' o peggiora, e ovviamente c'è di tutto e di più, abbiamo casi di tutti i tipi.
Un altro dottorando, Matteo Vacchi, che è attualmente professore associato all'Università di Pisa, mette a punto un modello morfodinamico teorico, nel senso, la domanda è questa: se non ci fossero gli impatti antropici, la Posidonia che estensione avrebbe? E lui, mettendo insieme dati sull'ondazione, morfodinamica della spiaggia, la batimetria, riesce a proporre questo modello. Ovviamente il modello l'abbiamo validato sia in Liguria sia in tutto il Mediterraneo, funziona, quindi abbiamo un riferimento. Noi sappiamo dove e quanto doveva essere estesa la Posidonia in ogni sito, e vedendo come oggi possiamo veramente misurare l'arretramento, il degrado che c'è stato. Quindi cominciamo ad avere un po' di strumenti, no? per lavorare sulla cosa. Mettendo assieme un po' tutto abbiamo questo quadro. Chiaramente non vi nascondo che l'accuratezza è quella che è, però nel complesso ci sembra abbastanza solido, perché abbiamo messo assieme tante cose. E come vedete abbiamo gli anni sull'asse X e l'estensione dei posidonieti liguri sull'asse Y, e c'è stata una caduta drammatica. Praticamente abbiamo perso più della metà in termini di ettari dei posidonieti della Liguria. Ma sempre per voler essere anche un po' ottimisti, come vedete forse negli ultimi 20 anni, 30 anni la cosa si è arrestata. Anzi, addirittura da quando ci sono le leggi liguri, dal 2003, che regolano appunto ancoraggi e ripascimenti, forse c'è un po' di recupero. È vero? È solo un'illusione? È difficile dirlo, la Posidonia ha tempi lunghi di risposta, però segni di ottimismo direi che ci sono. Questo è uno studio fatto da Alice Oprandi, che è assegnista presso l'Università di Genova e che è qui presente, grazie Alice, che giustamente lavorando sugli indici riesce a calcolare gli indici recuperando un po' di dati vecchi, no? Che come sempre sono un po' così eterogenei, perché giustamente non erano finalizzati all'epoca a fare gli indici, ma Alice con pazienza e tenace mette assieme le cose. Voi vedete qua questi ennagoni, ogni vertice ha un indice diverso, quindi è bello anche questo approccio che usa diversi indici, non uno solo, no? Cioè prende tante misure. E come vedete, se riuscite a leggere, l'area grigia è come era prima, il perimetro vuoto, diciamo così, è come adesso, e sono tutti migliorati, tutti i valori degli indici sono più alti, quindi c'è davvero forse un miglioramento in atto che riguarda gli ultimi 30 anni o giù di lì. Abbiamo anche un dato più puntiforme. Daniela Pessani, qua comincia tutto dall'87, Daniela Pessani, che allora era ricercatrice presso la nostra università, poi è andata professore associato all'Università di Torino, aveva fatto un transetto perpendicolare alla costa a Bergeggi in cui aveva studiato le caratteristiche della Posidonia, e nel tempo noi siamo tornati su quel transetto, quello che noi chiamiamo transetto permanente, parolone per dire che sarebbe sempre lì, e abbiamo potuto vedere effettivamente che poco alla volta l'estensione della prateria è aumentata fino a raggiungere negli ultimi 15 anni i valori previsti dal modello di Vacchi. Quell'area azzurra più scura è dove ci aspetteremmo che sia, e attualmente sembra che ci sia tornato, quindi diciamo i segnali di speranza, di positività ci sono. Quindi se mettiamo in pratica azioni di tutela dell'ambiente, di sostenibilità, no? Come si usa fare adesso, qualche risultato si vede. Certamente bisogna continuare e lasciare anche alla natura i suoi tempi. Passiamo invece all'altro argomento, le scogliere. Qua abbiamo 90 anni, quindi sono 110 prima, 90 adesso, abbiamo un secolozzo di storia degli ecosistemi di Liguria. Stavolta il titolo La foresta viola l'ho rubato a un articolo pubblicato nel 63 su Mondo Sommerso a firma di Gianni Roghi, che era un famosissimo fotografo subacqueo dell'epoca, e questa è la foresta viola. È una foresta i cui alberi sono delle gorgogne di colore viola, in particolare è una gorgogna che Marzia mi insegna, si chiama Paramuricea clavata, e la prima segnalazione al Mesco in particolare, ma in Liguria in generale, dell'esistenza di questa gorgogna viola la dobbiamo a Tortonese, giovane laureato dell'Università di Torino all'epoca, negli anni 30. Si è fatto evidentemente una vacanza laboriosa a Levanto e ne ha approfittato per studiare un po' la biologia marina della zona. Lui studiava gli scarti da pesca dei pescatori, lui aspettava il rientro e andava a vedere negli scarti e trova e segnala questa Paramuricea raccolta, appunto, è rimasta in un tramaglio, quindi anche i tramagli fanno il loro danno nel loro piccolo, raccolta nel tramaglio al Mesco.
Durante la guerra Tortonese di stanza a Rodi, che all'epoca era colonia italiana, e a modo, però per fortuna non era zona operativa, era abbastanza quiete almeno per un certo periodo la situazione, a modo di frequentare la stazione idrobiologica che gli italiani avevano costruito negli anni 30 a Rodi. Frequentando questa stazione, a modo di pubblicare subito dopo la guerra una serie di studi da lui fatti sulla biologia marina del Mediterraneo orientale, che gli danno una certa notorietà e credibilità anche internazionale. E così negli anni 50 lo troviamo direttore del Museo di Storia Naturale di Genova. In questa posizione non dimentica la sua vecchia passione di biologia marina, non dimentica gli anni giovanili a Levanto e decide di avviare una serie di ricerche di biologia marina sul Mar Ligure, che dopo Issel era stato piuttosto trascurato, quindi in un certo senso è il primo a rivitalizzare. Ora c'è una scuola di biologia marina di nuovo, altro che Issel, però c'è stato anche un periodo un po' buio, diciamo così. Tortonese ovviamente non andava sott'acqua, gli scienziati di quella generazione non andava sott'acqua, ma ha un'idea vincente. Contatta Duilio Marcante, che è il padre della subacquea italiana, che aveva appena fondato in quegli anni 50 il centro subacqueo di Nervi, dove si faceva formazione di istruttori subacquei, anche i subacquei delle forze armate si sono formati a Nervi sotto la scuola di Marcante. E ve lo dico con un po' di commozione, anch'io il mio primo brevetto l'ho preso con Marcante, e Tortonese è stato il mio maestro di storia naturale, in particolare di biogeografia marina, quindi ogni volta che mostro queste immagini un po' mi commuovo, e vabbè, insomma, l'età, si sa anche quello. Qua vediamo una foto che è emblematica, vediamo Tortonese in giacca e cravatta sul molo che spiega a Marcante e ai suoi subacquei cosa deve andare a fare, gli incarica di fare osservazioni, prendere campioni eccetera. Marcante e i suoi collaboratori, i suoi subacquei, gli portano tutto il materiale, Tortonese lo guarda e scriverà dei lavori che oggi sono un riferimento importantissimo. Tra i collaboratori di Marcante c'è appunto anche Gianni Roghi, di cui vi ho detto, personaggio chiave per molte cose. In particolare Tortonese affida a Roghi i lavori a Puntamesco, mentre lui tiene per sé, insieme a Marcante, i lavori a Portofino. Sono due serie storiche che abbiamo insostituibili. A Roghi Marcante affianca una sua collaboratrice, la dottoressa Rossi dell'Università di Torino, che era specialista di gorgogne. E quindi chiaramente la Rossi, grazie alla collaborazione di Roghi che le raccoglieva i campioni, pubblica dei lavori sulle gorgogne, ma grazie a Dio ha anche l'idea, vedremo come, di pubblicare anche sull'intero popolamento coralligeo di Puntamesco, quindi non studia solo gli alberi, studia proprio anche il popolamento dell'intera foresta viola. Come funziona la cosa? C'è un carteggio continuo tra Roghi e Rossi. Roghi ogni volta che fa un'immersione al mesco, che lui chiama operazione, manda alla Rossi un resoconto dettagliatissimo di quello che ha visto, di quello che ha fatto, i campioni, proprio veramente un dettaglio minuzioso. Tra il 60 e il 62 Roghi fa 21 operazioni al mesco, in cui oltre a mandare resoconti scritti, manda alla Rossi degli schemi di come è fatto il mesco, sezioni, piante, di modo che la Rossi ha proprio un'immagine di prima mano di come erano i fondali del mesco. Roghi addirittura dà dei nomi ai vari siti dove lui ha fatto osservazioni, campioni e foto. Quei quadratini che vedete rossi sul roccione sono i punti esatti dove lui ha fatto delle foto. Anche nel disegno in alto a destra vedete dei quadratini. Sono le foto col numero che lui dà alla Rossi. Qua vedete altre viste con il canalone, il bastione, di nuovo notate sulla sinistra i quadrati che sono le posizioni esatte delle foto fatte da Roghi. Queste foto sono di importanza enorme perché non sono foto così di panorami, sono foto molto tecniche. Roghi fa una cosa innovativa che nessuno aveva ancora mai fatto, probabilmente su suggerimento di Rossi, di Tortonese, appoggia sul fondo una cornice quadrata di 1 metro, di modo che la Rossi, guardando le foto, è in grado di dire cosa e quanto c'è per ogni metro quadro. Per la prima volta vengono forniti dei dati quantitativi su questo tipo di ambiente, su queste foreste di gorgogne.
Purtroppo Roghi muore presto, muore a 40 anni, nel 67, e non potrà più continuare a dare un contributo alla scienza subacquea. E paradossalmente un uomo che aveva fatto immersioni profonde con equipaggiamenti che oggi considereremmo pericolosissimi, va a morire travolto da un elefante mentre partecipava come fotografo e come si chiama, cinematografo raro, insomma, a una spedizione di cavalli sforza. Negli anni 70, in particolare nel 76, Sergio Loppel, un altro famoso fotografo subacqueo, dice: voglio fare anch'io la stessa cosa. Va a Monterosso, va al Mesco, fa campioni, foto, ma non ha l'idea, l'intuizione di rifare i quadrati, quindi non abbiamo dati quantitativi. Loppel ci torna nel 79, stavolta basandosi a Levanto, come aveva fatto Tortonese. Di nuovo va ancora al Mesco, fa osservazioni, campioni, foto, ma non le foto quadrate che non ci danno i dati quantitativi. Negli anni 80, come sapete, si comincia a parlare del fatto che le Cinque Terre ci sarà un'area marina protetta. Il Ministero quindi promuove di andare a fare una mappatura dei fondali per vedere cosa e dove proteggere, no? Quindi si fa una prima carta, vista oggi vi direi un po' grossolana, delle biocenosi dei fondali delle Cinque Terre. Per questi studi ovviamente si torna al Mesco, si fanno campionamenti, si fanno osservazioni, si fanno foto, ma non i fotoquadrati, altra occasione persa. Ma negli anni 80 le cose stanno per cambiare, finalmente arriva la cavalleria e in particolare Andrea Peirano, un nostro laureato, si sposa e va a vivere a Monterosso e per i fatti suoi va a farsi immersioni al Mesco, quindi conosce bene i fondali del Mesco, grazie alle sue conoscenze e alle descrizioni di Roghi è in grado di ricollocare esattamente le stazioni di Gianni Roghi. Coincidenza vuole che io in quegli anni lavoravo al centro marino della Spezia, quindi ero abbastanza in zona, e dopo anni di battaglie burocratiche riesco a ottenere dall'Enea l'autorizzazione a svolgere ricerca scientifica subacquea. Storie che ben sai, perché vedo che anche oggi all'università ci sono sempre rogne, tanto per cambiare. A quel punto chiaramente si parte e si torna alle stazioni di Roghi. Torniamo anche noi a fare foto quantitative. Peirano ha la brillante idea, anziché portarsi dietro una cornice di 1 metro quadro che sott'acqua fa vela ed è un bel ingombro, porta una qualcosa di più spiccio ma comunque centimetrata, quindi il riferimento quantitativo c'è, ed ecco che cominciano di nuovo a apparire un po' di pubblicazioni sulle gorgogne ma anche sull'intero popolamento e si comincia a vedere un po' di cambiamenti rispetto alle descrizioni che ci aveva lasciato Roghi. Nel 2002 io vengo chiamato all'università dove raggiungo Carla Mori che ci lavorava già da 20 anni, il Mesco quindi è un po' più lontano, passa in secondo piano, ma il destino aveva deciso altrimenti. Un bel giorno mi si presenta una studentessa, mi sa: professore buongiorno, io sono Fiorenza Roghi, Gianni Roghi era il mio nonno, vorrei fare la tesi su quello che aveva fatto lui. E cosa devo fare a quel punto? Telefono a Peirano e dico: Peirano, si torna al Mesco. E infatti l'ha fatta la tesi, lei ha fatto la tesi, la Fiorenza, e abbiamo di nuovo pubblicato un aggiornamento dello stato delle conoscenze. A questo punto abbiamo fatto anche un po' un bilancio di tutto quello che sapevamo. Ve l'ho detto, fino agli anni 60 non abbiamo dati quantitativi e anche dopo spesso sono dati solo osservazionali, qualitativi. Però mettendo assieme le osservazioni, leggendo bene i lavori, notiamo che una specie che prima veniva citata poi non c'è più, specie che prima non c'erano vengono citate, oppure qualche autore ci dice questa specie è abbondante, questa specie è scarsa. Mettendo assieme queste osservazioni, cercando di graficarle, vediamo che sono stati notati comunque, direttamente o indirettamente, una serie di cambiamenti bruschi, sono stati tutti a cavallo degli anni 90. E i dati quantitativi dal 61 in poi, cioè da Roghi in poi, ci confermano che alcune specie sono diminuite o addirittura scomparse, altre specie sono aumentate o nuovamente apparse e un gruppo di specie che noi abbiamo chiamato opportuniste hanno avuto un picco di abbondanza proprio negli anni del cambiamento, quindi negli anni 90, senza essere mai state particolarmente abbondanti o addirittura presenti né prima né dopo. Le specie, diciamo, costanti sono veramente una minoranza, cioè il cambiamento è stato notevole e ha riguardato tutta la comunità e, come vedete bene da questo grafico, è stato
stato proprio in un breve periodo a cavallo degli anni 90. E guarda caso non è possibile non osservare che la temperatura, che sappiamo sta aumentando, però ha avuto un balzo repentino proprio negli anni 90, in cui nel giro di pochi anni la temperatura dell'acqua è aumentata di circa 1 grado. Quindi l'aumento di temperatura che osserviamo tuttora non è proprio lineare, va un po' a balzi. E guarda caso nei momenti in cui ci sono i balzi ci sono problemi. Ovviamente le cose poi a quel punto valeva la pena portarle avanti. Di nuovo oggi la tecnologia ci aiuta, oggi siamo in grado di avere una ricostruzione tridimensionale della secca grazie all'uso di sonar multifascio, no? Questa qua è una ricostruzione acustica, ma vedete com'è realistica, sembra quasi una foto, e riconosciamo bene il roccione di Roghi, il suo bastione, il suo canalone. Ma Roghi avesse avuto questa cosa all'epoca, chissà cosa avrebbe fatto. E ovviamente abbiamo continuato a pubblicare e a seguire l'evoluzione, una serie storica che appunto, se mettiamo tutto assieme, ha 90 anni e 60 erotti di dati quantitativi. Ovviamente io ormai sono in pensione, non sono più operativo, ma grazie al cielo avevo fondato all'epoca, quando ancora ero in servizio, un laboratorio di ecologia marina del paesaggio, che come si chiama? Ecologia del paesaggio marino, che attualmente è coordinato da Monica Montefalcone, che con le sue collaboratrici sta portando avanti questa ricerca. 2 collaboratrici sono qui, le ringrazio della presenza. Monica so che aveva le lauree oggi, quindi non è potuta venire, comunque la conoscete già. E come si chiama, in particolare Annalisa Zola è quella che ha fatto l'ultimo rilevamento del 22, e questa immagine è parlante, cioè sull'asse X vedete gli anni, sull'asse Y le quantità, ogni colore è una specie diversa, vedete che ci sono specie che sono scomparse o molto diminuite, ci sono specie che sono arrivate o aumentate. E purtroppo le specie che sono diminuite sono la nostra gorgogna viola, che come vi ha già raccontato Bavestrello e anche Monica la volta scorsa hanno avuto morie, le mucillaggini, tutto un po'. Chi ha preso il loro posto sono invece dei feltri algali che certamente non hanno lo stesso valore paesaggistico che aveva la foresta viola di Gorgogne. Ma d'altra parte anche Tommasi di Lampedusa fa dire al principe Salina: noi eravamo i Gattopardi, ci sostituiranno degli sciacalletti, ma il mondo alla fin fine sarà sempre come prima. E questa è una cosa che forse a volte non è chiara. Gli ecosistemi continueranno a funzionare. Nella storia della vita sulla Terra sono scomparsi i dinosauri, sono arrivati i mammiferi, non è cambiato niente. Siamo noi umani che abbiamo sviluppato il nostro benessere, i nostri valori, la nostra civiltà con ecosistemi che funzionavano in un certo modo, e non sappiamo se negli ecosistemi nuovi che non conosciamo ancora ci troveremo altrettanto bene. Potremmo aver perso qualcosa e non lo sappiamo, quindi è da incoraggiare, direi, continuare a studiare le serie storiche e capire la direzione del cambiamento in atto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ovviamente passo la parola a Marzia Bo, che vi racconterà cose altrettanto tristi, no, un po' meno, vabbè, quasi, dell'ambiente profondo. Le domande dopo, quindi? Okay. Grazie. Arriva. Beh, intanto buon pomeriggio a tutti, sono molto onorata di poter partecipare a questo nuovo ciclo di conferenze e condividere il palco con il professor Carlo Niche Bianchi, con cui siamo stati colleghi e continuiamo a lavorare, a collaborare. Arriva. Ora, è profondo, sì, sì, non ne vuol sapere. Abbiamo proprio impostato questo intervento di oggi proprio su due livelli battimetrici, e il mio obiettivo oggi è quello, vediamo, grazie.
Eccoci, è quello di portarvi un pochino più in profondità, però ho la necessità di darvi un quadro del Mar Ligure in visione un pochino prospettica, di mettere in prospettiva i due principali domini, quello della zona costiera e quello della zona profonda. Come vedete da queste immagini, la zona costiera sostanzialmente è quella rappresentata da quella striscia verde che vedete proprio sotto costa, quindi la zona profonda fondamentalmente è tutto il resto. Tecnicamente la zona profonda o deep sea è una zona che si estende a partire dai 200 metri di profondità a scendere, o comunque a partire dal gradino continentale, quello cioè che divide quella brusca cambiamento di inclinazione del fondale che divide la piattaforma continentale da tutto ciò che è il piano batiale e abissale e così via. Da un punto di vista tecnico però i 40 metri che rappresentano tecnicamente il limite fisiologico dell'immersione tecnica, dell'immersione ricreativa, scientifica, ha da sempre rappresentato un po' l'inizio del mare profondo, da un punto di vista della ricerca storica, dello sforzo di campionamento, del monitoraggio e della gestione, e questo chiaramente, se noi consideriamo il mare profondo a partire dai 40 metri, questo va ad accentuare maggiormente il divario che c'è tra la zona costiera e la zona profonda. L'ovvia differenza in termini di superficie e volume che c'è tra questi due domini non va certo a sminuire le pressioni antropiche che abbiamo visto nella zona costiera, perché effettivamente la zona costiera, questo sottile lembo di territorio marino, è anche quello su cui pesa la maggior parte diciamo dell'urbanizzazione costiera, e è anche quello in cui si è sviluppata la gestione dell'ambiente marino. Non lo va a sminuire, però è importante accentuare questa differenza per contestualizzare meglio, e in particolare che cosa? Il gap informativo, quel vuoto informativo che esiste, che ancora esiste, su ciò che vive al di sotto dei 40-200 metri di profondità, e va a contestualizzare meglio anche quelle che sono le attuali conoscenze sugli impatti antropici nel mare profondo e anche quelle che sono le grandissime sfide gestionali negli ecosistemi offshore, lontani da costa. Ora, il Mar Ligure è un bacino di circa 400 km quadrati, abbracciato dall'Arco Ligure, che è un tratto di costa di oltre 300 km. Il Mar Ligure tocca profondità di oltre 2800 metri. Qua giù, nella piana, là dove c'è scritto Mar Ligure nella mappa, è proprio la cosiddetta piana batiale del Mar Ligure. È un mare molto particolare perché è caratterizzato da una piattaforma continentale piuttosto stretta che in alcuni punti cade già attorno agli 80 metri, quindi ha una profondità molto più ridotta rispetto ai canonici 120-150 metri del Mediterraneo, diciamo di altre zone del Mediterraneo. La scarpata continentale è incisa da numerosi canyon e tutta la zona batiale è diciamo molto eterogenea, con numerosi rilievi geologici, rocciosi, soprattutto di natura vulcanica. È un mare considerato mediamente oligotrofico, cioè con una scarsa quantità di materia organica. Tuttavia i rilievi biologici ci dimostrano che questo mare è molto ricco dal punto di vista faunistico e floristico, a tutte le profondità, dalla superficie fino al mare profondo. E quindi questo noi come ce lo spieghiamo? Beh, ci sono certamente diverse ragioni biogeografiche che quindi hanno lavorato su scala geologica per spiegare questa diversità, e ci sono anche diverse caratteristiche oceanografiche che ci raccontano di un mare che a tratti ha alti livelli di produttività. Per esempio,
le masse d'acqua superficiali sono soggette periodicamente a un enorme input di materia organica che proviene da terra, dal ricco sistema fluviale, dalla rete fluviale ligure, che riversa periodicamente, chiaramente nel periodo delle piogge autunnale e invernale, un grande quantitativo di nutrienti che alimentano una produttività superficiale importante. Tutti questi sedimenti poi vanno in qualche modo a minare l'integrità della piattaforma continentale, che occasionalmente frana, e frana di solito lungo vie, autostrade preferenziali, che sono appunto i canyon. I canyon, queste incisure, rappresentano quindi dei veicoli di trasporto di materia organica sia in discesa ma anche poi in risalita, e questo può stimolare localmente elevata produttività. C'è poi da dire che proprio nel Mar Ligure è presente un cosiddetto motore freddo del Mediterraneo, cioè durante l'inverno le acque calde superficiali ricche di nutrienti vengono raffreddate dai potenti venti che spirano lungo dall'arco alpino verso mare, si raffreddano, diventano più dense, pesanti e sprofondano in profondità, portando con sé una grande quantità di nutrienti che va quindi ad alimentare le comunità profonde. C'è poi anche una massa d'acqua molto importante, la vedete nella mappa in arancione, si chiama acqua intermedia o acqua levantina, perché si forma a origine nel bacino levantino. È un'acqua molto fredda, ricca di nutrienti, ricca di ossigeno e di carbonati, di aragonite, che lambisce tutte le coste mediterranee del nord tra i 300 e i 700 metri di profondità, proprio laddove ci sono alcuni sistemi profondi come i canyon. E quindi vedremo questo che effetto ha sulle nostre comunità. Bene, l'ultima volta che ho fatto una conferenza per l'Accademia ho parlato di comunità bentoniche profonde e ho raccontato un po' della grande ricchezza di questi ambienti. In Mar Ligure, vedete da questa mappa, questo è il risultato di oltre 15 anni di lavoro nel mare profondo qui nel Mar Ligure. Abbiamo mappato numerosi ecosistemi bentonici, cioè del fondo, cosiddetti vulnerabili. Perché li chiamiamo fragili? Perché abbiamo acceso la lampadina su questi che vedete in mappa, alcuni più costieri, altri più offshore, perché rispondono molto bene ad alcuni parametri di fragilità riconosciuti a livello internazionale dalla FAO, che vedete elencati a sinistra. Per esempio, un ambiente vulnerabile nel momento in cui è presente una specie, una o più specie particolarmente rare, oppure perché è un ecosistema che ospita delle specie con un alto valore funzionale, per esempio la gorgogna viola di cui parlava prima il professore, cioè specie strutturanti che strutturano l'ambiente e conferiscono una elevata tridimensionalità, ma un ambiente definito fragile quando ospita anche specie che hanno tratti biologici particolari, per esempio tassi di crescita molto lenti, le riproduzioni molto tardive, oppure che hanno delle caratteristiche scheletriche per cui nel momento in cui vengono danneggiate meccanicamente impiegano molto tempo, si parla anche di decine se non migliaia di anni, per recuperare, quindi hanno una scarsa resilienza. Ebbene, se vi ho parlato l'ultima volta di tutte le bellezze del Mar Ligure profondo, questa volta mi voglio concentrare su quelli che sono le principali pressioni antropiche e i loro effetti, specificatamente nel Mar Ligure profondo. Ora, da un punto di vista generale, queste categorie che io vi ho messo qui sono trasversali, sono presenti in tutti i bacini del mondo. Sono 4 tipologie principali di impatti antropici. La pesca è uno di questi. La pesca principalmente, ma non esclusivamente la pesca a strascico, rappresenta sicuramente una pressione molto rilevante. La pesca a strascico ha un'azione
può avere un'azione puntiforme o più su vasta scala, dipende dallo sforzo di pesca in una data area, e determina i cosiddetti SAI, cioè degli impatti avversi significativi, come la distruzione fisica del fondale, la distruzione fisica degli ecosistemi che vivono su quel fondale, la risospensione dei sedimenti, ma anche profonde alterazioni delle reti trofiche profonde. Vi mostrerò come non solo la pesca a strascico, ma anche altre tipologie di pesca possono avere effetti di questo tipo. Ad oggi, diciamo, la pesca commerciale in profondità viene effettuata generalmente fino ai 1000 metri di profondità, quindi un range piuttosto ampio. Oltre questi 1000 metri è considerata sperimentale e occasionale. Poi c'è il problema delle estrazioni, sia quelle di idrocarburi che quelle minerarie. Per certi aspetti questo tipo di impatto è assimilabile a quello che provoca la pesca a strascico sul fondale. Può avere diciamo un'estensione molto vasta l'impatto delle estrazioni e può essere accentuato dalla liberazione di inquinanti diffusi nella colonna d'acqua, che possono quindi andare a impattare comunque le comunità. Poi abbiamo il problema dell'inquinamento, l'inquinamento a tutto tondo. Principalmente nel deep sea si parla di inquinamento legato alla perdita di spazzatura inerente, diciamo così, in qualche modo legata agli attrezzi da pesca perduti sul fondo, i famosi ALDFG, un acronimo molto lungo che ci sta ad indicare attrezzi da pesca perduti accidentalmente nelle operazioni di pesca o abbandonati deliberatamente. La presenza, diciamo, di macroplastiche ma anche di microplastiche è un argomento di ricerca molto attuale, e in particolare la presenza di microplastiche e i loro effetti sulla rete trofica sono oggetto di una intensa investigazione negli ultimi decenni. Infine abbiamo la questione dei cambiamenti climatici. Noi siamo portati a pensare, ad associare i cambiamenti climatici solamente agli ambienti terrestri e agli ambienti marini costieri, superficiali, ma un numero crescente di evidenze dirette ci dimostra che si stanno verificando cambiamenti climatici anche più in profondità, legati all'aumento della temperatura media delle masse d'acqua, a cambiamenti nella circolazione delle masse d'acqua che rimangono più stratificate, con conseguenze sui livelli di pH nell'acqua e le concentrazioni di ossigeno, di nutrienti nelle acque profonde, quindi con ripercussioni di cui ancora conosciamo poco, è più legato, diciamo, a studi modellistici di proiezioni, ma le evidenze dirette si stanno accumulando anche per il deep sea. Ecco, la nostra personale esperienza, soprattutto per il Mar Ligure, diciamo, pone l'attenzione soprattutto su due di questi elementi: la pesca e l'inquinamento da macroplastiche. Ora vi porterò con me in un viaggio virtuale in profondità. La prima zona che andremo a toccare è la parte più profonda della piattaforma continentale. Ecco, nella parte alta è dove si sono concentrate le ricerche di cui parlavamo prima. Se voi vi spostate verso largo, anche qualche miglia di distanza dalla costa, entrate nella zona mesofotica. Siamo tra i 40 e i 150-200 metri di profondità. Qui il fondale degrada dolcemente, è costituito principalmente da un fondo detritico costellato da emergenze rocciose, piccole emergenze rocciose che prendono il nome di rocce del largo. Già per S. Picard negli anni 60 le avevano descritte, senza però caratterizzarle bene, perché giustamente iniziare a scendere sotto i 40 metri richiede dell'attrezzatura che all'epoca era presente solamente nella forma di rari piccoli batiscafi. Oggigiorno invece utilizziamo dei veicoli filoguidati, ROV, per esplorare fino, diciamo, alle massime profondità anche oceaniche.
Grazie al progetto di monitoraggio europeo della Marine Strategy messo in atto a partire dal 2015, noi oggi disponiamo di una mappatura completa, comprensiva non solo della caratterizzazione biologica, ma anche delle mappature multibeam acustiche a cui facevamo riferimento prima, veramente a tappeto dell'arco ligure, di questa battimetria mesofotica, una delle più estese a livello italiano. Sono già passati 10 anni da quando abbiamo iniziato. Abbiamo individuato in quest'area 12 comunità megabentoniche di rilievo che vedete parzialmente mappate e rappresentate in queste immagini, dominati principalmente da foreste di gorgonie come Paramuricea clavata che dicevamo prima e tante altre che vivono solo in profondità, e aggregazioni di grandi spugne. È un ambiente molto ricco dal punto di vista naturalistico, ma è un ambiente anche di pregio per quanto riguarda la presenza di target commerciali per la pesca, perché questi ambienti fungono da rifugio per numerose specie ittiche a tutti gli stadi del loro ciclo vitale, sia quando sono giovani che quando sono adulti. Capite bene quindi che questi ambienti sono diventati un target anche diciamo magari inconsapevole, cioè senza sapere che sotto è presente una foresta animale di coralli della piccola pesca artigianale costiera, e parzialmente chiaramente anche della pesca ricreativa costiera, di cui però disponiamo pochi dati perché è un po' più elusiva, diciamo, la pesca ricreativa, più difficile da monitorare. La pesca artigianale sulle secche megabentoniche ha un impatto che può andare da moderato a molto significativo, come nel caso della ormai tristemente famosa secca dei Maledetti davanti a Savona, nel Savonese. Si tratta di un gradone roccioso verticale che va dai 60 ai 90 metri. In alcune zone più preservate è tappezzato da importanti foreste di gorgonie, compreso anche il famoso corallo rosso. Qui c'è la più importante popolazione profonda di corallo rosso della Liguria. E se guardate nell'immagine a destra, quello è diciamo la visione più tipica della secca dei Maledetti. Il 40% delle gorgonie della secca dei Maledetti sono impattate da attrezzi da pesca legati alle attività artigianali, soprattutto reti da posta e lenze. Ci sono un impressionante numero di oggetti, circa 0,5 oggetti a metro quadro, quindi è un continuum, un tappeto di oggetti perduti, al 98% imputabili alle attività di pesca artigianale e ricreativa. Abbiamo fatto un altro studio interessante sulla secca dei Maledetti, ovvero per la prima volta abbiamo voluto provare a quantificare per bene lo scarto, non lo scarto commerciale, cioè tutti quegli organismi che si potrebbero commercializzare ma per questioni di taglia o di stato non si commercializzano, ma lo scarto bentonico, quello principalmente degli invertebrati bentonici. E guardate, il tramaglio da aragoste è una rete da posta. Funziona in questo modo: la rete viene collocata in mare, diciamo in prossimità di una secca rocciosa, viene fatta lavorare per 2 o 3 giorni. Le prime catture marciscono sulla rete, attirano tutta una serie di spazzini del mare, tra cui le aragoste, che sono il principale target dell'aragostara, che rimangono a loro volta impigliate nella rete e quindi poi vengono tirate su. Le correnti piuttosto che le operazioni di salpaggio della rete fanno sì che talvolta queste reti vadano a impigliarsi nel fondale eterogeneo su queste belle colonie arborescenti, rimanendo sul fondo oppure strappando quello che vive sul fondo. E in effetti guardate, una serie di studi sulle aragostare e sulla secca dei Maledetti raccoglie fino a 104 specie differenti, tra cui 13 protette, numerose specie strutturanti. Il 90% delle specie raccolte è scarto, di cui il 94% degli individui, cioè della biomassa, del peso
che viene portato a bordo è scarto. Inoltre abbiamo anche notato come per ogni 200 metri di rete vengono raccolti fino a 10 kg di coralligeno, che è, come vedevamo prima, un habitat protetto dalla direttiva Habitat europea. Questo per un diciamo così, guadagno medio di circa 200 euro a pescata, che comprende tutte le operazioni di posa, di pulizia delle reti e quant'altro. Eccoci qui, ecco, vedete in questi schemi come la parte del target, cioè le aragoste, siano un elemento in nero scuro molto modesto. Un'esperienza del tutto simile l'abbiamo fatta sulla secca profonda di Portofino, un rilievo roccioso di circa 800 metri di lunghezza, posto tra 60 e 100 metri davanti a Punta del Faro, a Portofino. Come vedete non c'è dubbio che anche in questo caso l'impatto sul biota sia molto importante, valori molto simili, 80% dei taxa sono scarto, il 93% della biomassa è scarto, 15 kg di coralligeno ogni 200 metri di rete, con un guadagno medio di circa 66 euro a pescata. Quindi questo ci fa un po' riflettere tra, diciamo, costi e benefici, se oggettivamente potrebbe esserci qualcosa di, diciamo, una alternativa migliore. Tenete presente che è diciamo, il quadro generale, considerati tutti gli anni, i decenni in cui la pesca artigianale pesa su queste secche profonde, ci potrebbe far immaginare una situazione, un quadro particolarmente negativo per il Mar Ligure. In parte così vi farò vedere, in parte è anche molto difficile generalizzare queste dinamiche, perché diciamo così, l'impatto degli attrezzi dipende da una ampia serie di variabili, alcune delle quali sono difficilmente standardizzabili. Alcune di questi parametri che possono cambiare l'entità dell'impatto sono la topografia del fondo, se è più o meno accidentato, ma anche le condizioni meteorologiche possono fare la differenza, le caratteristiche delle specie presenti, se sono più o meno resistenti all'impatto meccanico, e anche diciamo così, un ombrello di elementi che ricade sotto lo sforzo di pesca. All'interno di questo ombrello di variabili ce ne sono alcune, come l'esperienza del pescatore, che sono difficili da generalizzare, e questo fa sì che ci sia al momento ci siano, diciamo, dei dati molto sito-specifici e non generalizzabili. Ecco, non vi ho detto che la FAO nel 2023 fa ricadere all'interno delle small scale fisheries, cioè la piccola pesca artigianale, l'82% delle imbarcazioni mediterranee, che ammontano a circa 73.000 imbarcazioni per tutto il Mediterraneo. Ora vi porto un pochino più in profondità, scendiamo nei canyon. Tortonese e Lucia Rossi negli anni 50 ricevono i primi campioni di corallo bianco dal canyon di Levante, raccolti presi addirittura dalla Calypso di Cousteau, dalla nave oceanografica di Cousteau. In tempi recenti siamo riusciti ad andare a monitorare, a studiare di nuovo il canyon di Levante, e abbiamo da un lato scoperto una enorme estensione di una biocenosi veramente molto importante per queste profondità. Siamo tra i 300 e i 700 metri di profondità all'interno dei canyon. Si tratta della biocostruzione a coralli bianchi. Immaginatevi una barriera corallina ma in profondità, costituita da madrepore con uno scheletro carbonatico, che quindi sono anche piuttosto fragili agli impatti meccanici. Si tratta di una provincia molto estesa, sono 9 km quadrati ad oggi, diciamo le stime più recenti, comprese tra la zona di Portofino e la zona di Monterosso, di questi meravigliosi ambienti che di nuovo sono zone di rifugio per numerosi organismi.
Ecco, la piccola pesca pesa sui canyon del Levante con una elevata quota di attrezzi da pesca perduti, circa il 54% della spazzatura osservata è attribuibile alla piccola pesca, soprattutto lenze, perché a queste profondità i pescatori artigianali, ma anche quelli ricreativi, operano con i palamiti di profondità e il cui target è principalmente il pagello o anche la cernia di fondale. È presente anche una elevata quota di spazzatura generica perché i canyon, avendo una inclinazione molto spiccata, veicolano la spazzatura che proviene dal sistema terrestre e anche dal traffico marittimo direttamente giù in profondità, e quindi nelle testate dei canyon spesso si osservano enormi accumuli di spazzatura, in parte legata alla pesca e in parte invece urbana. Su queste aree pesa anche la pesca a strascico. La pesca a strascico in Mar Ligure ha una storia centenaria. I primi dati diciamo partono dal 1920 circa, dagli anni 20 fino ai giorni d'oggi. Un nostro studio che è durato un intero anno di monitoraggio dei tracciati dei motopescherecci di tutta la Liguria, 73 motopescherecci, ha rilevato 23 aree di interesse, 23 li chiamiamo fishing ground, cioè zone di pesca, di cui 13 specificatamente dedicate alla pesca a strascico battiale, cioè in queste zone profonde. Le vedete in giallo scuro. Si sovrappongono molto bene con diciamo, le zone di pesca storiche identificate dai relini negli anni '80, ma sono molto più ampie di quanto si pensava prima. Queste zone, su queste zone ci lavora una marineria mista di pescatori liguri, toscani, siciliani e anche qualche straniero, qualche barca spagnola. E la pesca a strascico in Liguria è particolarmente accentuata nella zona di Levante, dove ci sono delle piane fangose più estese, che sono anche delle zone, diciamo, di nursery per numerose specie commerciali come il nasello, il gambero rosa, il moscardino e le triglie. Ad oggi non esistono più le foreste di specie strutturanti di fango come i cosiddetti coralli bambù che vivevano su queste piane battiali. Come vedete da quella mappa, già a partire dagli anni 70 e 80, non solo in Liguria ma in tutto il bacino occidentale, queste specie, che vedete qui rappresentate nella foto, molto fragili, vengono completamente sradicate al passaggio dello strascico, con un'importante perdita di tridimensionalità del paesaggio fangoso. Quindi, per avere un'idea di come dovevano essere i fondali fangosi battiali della Liguria prima dello strascico, dobbiamo andare a trovare delle zone pristine sopravvissute allo strascico. Le strisce nere che vedete in mappa sono le strascicate, i passaggi degli strascichi. Quindi, andando a individuare delle zone, come vedete nel close-up, diciamo così, non interessate dallo strascico per motivi fortuiti, per esempio una topografia accidentata, un po' accidentata, che ostacola il passaggio delle reti, fa sì che è molto probabile che in quella zona si trovino ancora delle foreste. Per esempio nella zona di Deiva Marina, questa piana fangosa di circa 5 km quadrati ospita una popolazione pristina di coralli bambù di oltre 80.000 colonie. E quindi è molto importante questo tipo di ricerca per trovare zone che possano agire anche da essere considerate da confronto rispetto ai fondali, al resto dei fondali. Un altro caso molto simile è quello di questa bella gorgogna gialla di profondità che si chiama Placogorgia coronata, considerata molto rara nel bacino mediterraneo fino a qualche anno fa. In realtà tra 400 e 700 metri di profondità su questa biocostruzione subfossile che si trova davanti al promontorio di Portofino sono presenti delle foreste pristine molto importanti.
fotografate in questo caso con il ROV, la presenza della biocostruzione limita il passaggio degli strascichi e quindi loro lì trovano un rifugio fortuito. Detto questo, la nostra scoperta è partita dai pescatori a strascico che riportavano dalla famosa cala di Terra Lerame, quella del Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure, per capirci, oltre 400 colonie di Placogorgia coronata all'anno, raccolta dove? Nelle vicinanze della biocostruzione, del rilievo, e quindi in zone che potevano essere lavorate senza perdere le reti, e quindi di nuovo un caso diciamo così di finta rarità. Ecco, un recente studio archeologico condotto su una quarantina di siti archeologici profondi del Mar Ligure, tra i 300 e i 500 metri di profondità, ci ha permesso di valutare anche l'impatto dello strascico su siti di questo tipo, cioè relitti recenti in ferro, ma anche cumuli di anfore romane, che chiaramente, essendo rappresentando dei rilievi poco accentuati, vengono, se diciamo prese dallo strascico, completamente arate, e questo porta alla distruzione non solo di siti archeologici di rilievo, ma anche di tutte le biocenosi che popolano questi substrati. E infine c'è un ultimo sguardo sulle montagne sottomarine del Mar Ligure. Sono 6, sono dei rilievi prevalentemente vulcanici, non proprio tutti, che si spingono fino a 2000 metri di profondità. Lo Spinola Spur ha una cima a 1800 metri e termina a circa 2100 metri, quindi una piccola sella. Era impensabile fino a poco tempo fa poter esplorare questi ambienti, adesso diciamo è diventato, non dico rutinario, ma possibile. Grazie alle straordinarie caratteristiche idrodinamiche di queste montagne isolate, le vette, le cime di questi monti sono popolate da lussureggianti foreste marine di coralli. Ecco, i nostri rilievi sui Seamount della Liguria ci hanno permesso di esplorare l'impatto che la pesca ricreativa ha sui monti offshore. Qui ci troviamo sull'Ulisse Seamount, a circa 30 miglia nautiche di distanza dal porto di Genova. La cima dell'Ulisse è a 400 metri circa. Nel 1973 un gruppo di pescatori ricreativi di Chiavari, in cerca di nuovi siti di pesca, si spinge verso largo, trova la secca, la nomina Ulisse, e inizia a fare delle pescate. Le prime pescate sono straordinarie. Pensate che nel 1973 con un palamito, un filaccione a 70 ami, pescano oltre 700 kg di pescato di grande pregio, tra cui anche una enorme quantità di cernia di fondale, Polyprion americanus. Questa straordinaria abbondanza dura 2 stagioni di pesca. Nel 1975 con all'attivo 120 catture di cernie di fondale, il sito non diventa più, diciamo così, non è più considerato estremamente produttivo. Intervengono anche altri pescatori, altre marinerie, e quindi loro abbandonano la zona. A 50 anni di distanza noi siamo tornati sull'Ulisse con il ROV, ma anche con i pescatori. Non è stato più pescato nessun Polyprion, e questo a supportare il fatto che questi grandi predatori che hanno cicli riproduttivi molto complessi e molto lenti hanno bisogno di tempi di recupero estremamente lunghi, molto più lunghi di quello che potrebbe essere la singola generazione. Potremmo non vedere mai il cambiamento noi singoli.
Anche il bento, se particolarmente impattato, sui seamount, data la distanza da costa, si tratta soprattutto di attrezzi da pesca legati alla pesca ricreativa, in parte anche a quella artigianale. Anche i rifiuti generici in realtà sono indirettamente collegati ai rifiuti che vengono buttati dalle imbarcazioni da pesca. Un'elevata percentuale di colonie impattate e anche cambi importanti nella struttura di popolazione degli organismi che vivono sul fondo. Diventano le grandi colonie tutte più piccoline perché vengono continuamente, diciamo, stressate. Ecco, anche in questo caso è molto difficile generalizzare perché i dati sono ancora molto puntiformi. C'è però un dato, un pattern interessante: la frequenza della spazzatura e quindi anche l'impatto diminuisce con la profondità, cioè le cime al di sotto dei 500 metri sono un po' più preservate, e anche con la distanza da costa, cioè le cime oltre le 30 miglia sono meno raggiungibili, cioè c'è uno sforzo economico troppo elevato per raggiungerle, anche difficoltà tecniche e logistiche. Nonostante questo, tracce di impatto sono state trovate sul Vercelli Seamount, che si trova a 70 miglia da Civitavecchia, in mezzo al Nord Tirreno, e sullo Spinola Seamount a 2100 metri di profondità. Si tratta di pesca occasionale, stocastica, sperimentale, però c'è, così come anche la spazzatura generica, perché guardate, la mappa in basso rappresenta le principali rotte del traffico marittimo, quindi sono raggiunte anche dal traffico marittimo. Ecco, la situazione globale del Mar Ligure conferma un po' queste situazioni puntiformi di cui io vi ho raccontato. Questi sono i dati per tutto l'arco ligure, nella zona mesofotica. Uno dei dati più significativi è che tutti i siti esplorati, oltre 80, presentano tracce di impatto antropico di questo tipo, soprattutto attrezzi da pesca perduti e anche plastica generica nel 74% dei siti. Chiaramente situazioni ambientali più accidentate, più eterogenee, ma anche la vicinanza a porti più grandi accentuano l'abbondanza dei rifiuti. E guardiamo la Liguria con uno sguardo ancora più ampio. La Liguria rispetto a tutti gli altri siti italiani conosciuti, rappresenta una situazione critica sia in termini di densità degli attrezzi da pesca perduti, ma anche in termini di percentuale di impigliamento delle specie strutturanti, quelle delle foreste animali che creano la tridimensionalità. Questo potrebbe dipendere sicuramente da situazioni socio-economiche regionali, ma anche dall'elevato sforzo di pesca che sussiste in Mar Ligure rispetto ad altre regioni costiere, come per esempio la Toscana o la Sardegna. Si avvicina invece molto di più a quello che succede nel Golfo di Napoli o in diversi siti della Sicilia. Ecco, anche da un punto di vista della spazzatura generica, in particolare della plastica, la Liguria è un po' un punto di riferimento per l'alta densità, e questo in parte potrebbe dipendere, vedete, nuovamente dall'intenso traffico marittimo cui è soggetto il nostro bacino. Ecco, in conclusione, non dobbiamo scordarci che esistono sicuramente altre pressioni antropiche considerate al momento da investigare maggiormente. Al momento non sono considerati troppo rilevanti, come per esempio le estrazioni minerarie e petrolifere in Mar Ligure. Sono considerate per esempio da valutare ex novo, per esempio l'impatto che ha la posa dei cavi sottomarini, internet e compagnia, ma anche diciamo così dobbiamo considerare che ci sono alcuni aspetti che si conoscono, sono potenzialmente critici, si conoscono per esempio magari in altri bacini del Mediterraneo o del mondo, sono potenzialmente critici e saranno da monitorare sicuramente anche in Mar Ligure, per esempio le ondate di calore in profondità, piuttosto che la presenza di specie non indigene in profondità, e chiaramente anche le grandi fenomeni di inquinamento profondo. Ad oggi non sono
attive misure specifiche di protezione di siti profondi in Mar Ligure. Queste che vedete in questa mappa sono nostri suggerimenti sulla base dei rilievi che abbiamo fatto, ma non esistono delle vere e proprie iniziative di tutela e conservazione, ad esclusione di una cosiddetta FRA, cioè una zona di restrizione alla pesca strascico generale, che è stata istituita nel 2005 dall'organo, diciamo, operativo della FAO per la pesca, la Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo, che ha interdetto la pesca strascico tutti i fondali al di sotto dei 1000 metri in tutto il Mar Mediterraneo e anche il Mar Nero. Un'azione sicuramente pionieristica che non è presente in altri bacini del mondo, ma che si colloca ad un range battimetrico, diciamo così, facile, nel senso che in Mediterraneo la pesca a strascico si ferma sui 700-750 metri, quindi bisognerebbe alzarlo un po' questo limite per avere, diciamo, un'idea, un potenziale recupero. E poi al momento è attivo un enorme progetto PNRR di mappatura dei seamount italiani, sono 80 le strutture coinvolte, distribuite come vedete in mappa dal Mar Ligure fino al Canale di Sicilia, con lo scopo di farle rientrare nella rete Natura 2000 che in previsione, diciamo, per rispettare quella che è l'agenda delle Nazioni Unite per il 2030 di tutela restrittiva del 10%, tantissimo, dei territori marini italiani, e quindi, diciamo, l'inclusione di queste aree offshore potrebbe permetterci di rispondere a questa direttiva, ma al contempo potrebbe veramente permetterci di tutelare per la prima volta degli ambienti profondi offshore. Quindi l'auspicio è che questo si metta in atto. L'auspicio è anche che si inizi a inserire il parametro temporale in queste ricerche. Avrete notato che c'è stata una grande differenza rispetto agli studi più costieri, cioè manca la dimensione storica nel deep sea, perché se non in maniera molto puntiforme. Quindi l'auspicio è che si possa arrivare anche ai livelli raggiunti nella zona costiera. Vi ringrazio. Grazie ai relatori. È una visione molto dettagliata, molto profonda, che però ci fa vedere una situazione del nostro Mar Ligure, ma non solo, certamente non ottimale. Quello che mi sembra si possa dedurre è che è anche difficile che possiamo in qualche modo contrastare questa degradazione dei fondali, sì, mettendo dei limiti, ampliando le zone, alzando i limiti di pesca, eccetera, però voglio dire, nel tempo non so in quanto tempo servirà per poter recuperare questi ambienti. Per esempio nella zona costiera le posidonie sono importantissime, non solo perché producono ossigeno e assorbono anidride carbonica, ecco, però queste posidonie sono state falciate abbondantemente, tranne in alcune zone dove sono protette, e rimetterle non so se è facile. So che c'è un progetto in cui vengono piantate in alcune zone. Ecco, una cosa che vi chiedo: quanto è possibile ottenere da queste, diciamo, azioni protettive dei fondali, ovviamente non profonde in questo caso, ma e quanto invece si può fare e cosa si deve fare, un parte l'hai già detto tu, Marzia, cosa si deve fare per le zone profonde, per le zone... Allora, certamente la Comunità Europea stessa ci incoraggia non solo a fare azioni di protezione, ma anche azioni attive di provare a ripristinare ciò che abbiamo danneggiato. Le esperienze sono in corso,
credo che Monica Montefalcone qualcosa vi abbia già accennato, e se volete posso dirvi sia la notizia buona sia la notizia cattiva, nel senso, la notizia buona è che queste esperienze sono efficaci, nel senso i risultati ci sono positivi, sono incoraggianti. La notizia cattiva è la scala a cui facciamo queste azioni. Una Posidonia in buone condizioni, stiamo parlando, non so, di 500 fasci metro quadro, almeno un 300 fasci metro quadro, questa operazione di restauro è già tanto, se ne mettono 10 al metro quadro. Prima che la Posidonia, attraverso l'etalè, la riproduzione vegetativa, copra l'intero fondale, si è calcolato che potrebbe volerci un secolo. I tempi sono questi, non c'è niente da fare, non possiamo pretendere che la natura, cioè a distruggere una qualunque cosa ci vuole un attimo, a ricostruirla. Cioè, pensate a buttare giù un edificio anche storico, no? Certo. In poche giornate si butta giù, a ricostruirlo ci vogliono anni, ed è tutto così, anche la natura è così. Fra l'altro so che ci sono anche esperienze in corso, forse su scala un po' minore, di provare a ripiantare anche le gorgogne. Temo che anche lì sia lo stesso discorso, cioè, certamente se non cominciamo non lo faremo mai, certo. Ma non illudiamoci che io e te vedremo mai dei risultati, forse nemmeno lei e forse neanche i più giovani presenti. Speriamo che un futuro ci sia. Come avete visto, se si fa qualcosa, qualche risultato si ottiene. Certo. Ci vuole il suo tempo, dobbiamo farlo. Bene, parere, ecco, sentiamo. Sì, aggiungo anche che questi esperimenti di restoration iniziano a farli anche nel deep sea, per esempio sui coralli bianchi. I tempi, se possibile, sono ancora più lunghi perché i tassi di crescita sono di pochi millimetri all'anno in condizioni naturali, quindi è tutto in divenire. Dal mio punto di vista, nel deep sea sicuramente chiusure mirate anche di piccoli territori ma mirati, lasciati diciamo in condizioni naturali, nel tempo agiscono diciamo in maniera importante. Però altri tipi di azioni che sono state fatte per il deep sea includono per esempio il recupero di colonie di gorgogne raccolte dai pescatori, che vengono incollate su substrati naturali o artificiali e ricollocate in mare dove erano state prese. Quindi nel momento in cui vengono su intere o diciamo frammenti consistenti, possono anche essere immediatamente diciamo rigettati in mare. Uno dei punti deboli di queste dinamiche riguardano chiaramente i tempi di monitoraggio. Nessun progetto dura ma non 50 anni, ma neanche 5 anni per poter valutare la vitalità poi delle colonie ripiantate, quindi questo per ora è ancora al limite, speriamo che cambi. Speriamo in meglio. Bene, prima di fare altre osservazioni, ci sono domande? Qualche chiarimento? Ecco qua. Grazie, congratulazioni ai relatori, grazie per queste bellissime presentazioni. Mi vorrei collegare a quello che è stato al primo round di domande. Per quanto riguarda gli ambienti costieri, allora abbiamo visto che nel caso della Posidonia, anche se i tempi sono lunghi, in qualche caso dei segnali di recupero legati a diciamo misure di gestione, di conservazione che prendano in considerazione attivamente i problemi rilevati, che siano ripascimenti o ancoraggio eccetera, stanno probabilmente producendo dei risultati. Nel caso degli habitat rocciosi abbiamo visto le grandi variazioni che si stanno verificando. Il punto magari diciamo di cambio significativo intorno agli anni 90 di cui ci ha parlato Miche Bianchi. Mi chiedevo però se per quel tipo di habitat diciamo qualcosa di più simile a quello che si è potuto fare per la Posidonia, con identificazione sufficientemente precisa delle cause di impatto e identificazione di misure per diciamo contrastarli, esiste.
diciamo che sulla presentazione ho visto un po' questa differenza fra quella che è la situazione della Posidonia e quella che invece è la situazione degli abiti rocciosi costieri. Io ringrazio Marco Barbieri per questa domanda, lo ringrazio di essere anche venuto. Per chi non lo conosce, Marco Barbieri ha lavorato 40 anni presso organizzazioni internazionali proprio nel campo della protezione dell'ambiente marino, quindi insomma credo che abbia un'esperienza da portarci e suggerirei quasi una volta di costringerlo a raccontarci. Comunque no, hai certamente colto il fatto. La Posidonia, ci siamo resi conto dell'importanza che hanno avuto gli impatti antropici locali, diretti, locali per modo di dire, perché sono talmente diffusi che ormai sono su grande scala anche quello, e già limitando quello abbiamo visto che forse, ma insomma di speranza ce n'è, migliorano. Per invece le scogliere ci siamo resi conto che in un certo senso la situazione è un po' più grave, perché certamente ci sono gli impatti locali, quegli impatti della pesca di cui lei ci ha parlato bene sul profondo, ci sono anche nel costiero ovviamente, ma ci sembra che gli impatti più gravi siano proprio quelli del cambiamento climatico. E visto come stanno andando gli andazzi a livello di accordi internazionali, la conferenza di Kyoto che se la ricorda più, gli accordi di Parigi che sembrava fatta, chi ci ha mai fatto qualcosa? Dovevamo mantenere l'arresto del cambiamento climatico entro 1,5 gradi se si poteva, l'abbiamo già superato prima dei tempi previsti. E quello come l'arrestiamo? Cioè, il principale danno sugli ecosistemi di scogliera a me sembrano soprattutto quelli climatici. Premetto e sottolineo che a volte distinguere l'impatto antropico, talmente ormai diffuso, e l'impatto climatico è difficile perché chiaramente agiscono in maniera sinergica, quindi vai a districare. Sulle posidonie l'impatto antropico è palese, l'impatto climatico è già più sfumato, c'è anche un po' di discussione perché l'aspetto dell'impatto del clima sulla pianta è duplice e contraddittorio, nel senso sulla fioritura favorisce, cioè più fa caldo più la posidonia fiorisce, ma la sua crescita vegetativa è penalizzata, e questo ad alcuni di noi ha fatto pensare al fenomeno che si chiama in fisiologia ormesi, non è proprio il mio campo quindi sono un po' più cauto, per cui molti organismi quando sono a livello di uno stress subletale aumentano lo sforzo riproduttivo, come dire se anche io dovessi morire mando avanti la mia progenie, diciamo così. Può darsi che sia questa la reazione attuale della posidonia al cambio climatico. Quello che invece vediamo è che il cambio climatico sta picchiando sull'ecosistema posidonio, cioè su tutte le specie che vi sono associate. La fauna epifita e la flora epifita, che è una protezione della posidonia rispetto alla brucatura, sta soffrendo dal cambio climatico, e il cambio climatico sta favorendo l'insediarsi, lo stabilizzarsi in Mediterraneo di specie erbivore aliene, tra cui i famosi pesci coniglio, che chiaramente quindi brucheranno di più la posidonia. Quindi posidonia meno protetta dagli epifiti, con più erbivori. Cosa sarà il futuro? Questo bisogna che chi viene dopo di noi continui a lavorarci. Quindi il problema è molto complesso e certamente il positivo è se proteggiamo qualcosa otteniamo, se questo basta dobbiamo ancora lavorarci. Ci sono altre domande? Altre curiosità? Certo, prego, siamo qua a posto. Un progetto, non vostro, ma per raccattare tutta quella rumenta che c'è giù. Cioè, non è che siete voi, cioè, non c'è nessuno che... In realtà ci sono diversi... In realtà sono numerose le iniziative di pulizia, però sono performanti su bassi fondali, già al di sotto operare in sicurezza nella rimozione di reti incastrate sul fondale senza peraltro danneggiare maggiormente gli organismi impigliati al di sotto dei 50-60 metri è rischioso e molto costoso, e quindi al momento i ROV qualcosa possono fare, ma le nostre esperienze dirette sono con dei subacquei tecnici a quelle profondità di transizione, quindi non certo alle alte profondità, che tagliano con forbici e rimuovono minuziosamente i frammenti, perché a tirare strappi via tutto.
E quindi le operazioni di pulizia non sembrerebbero essere la soluzione, se non, diciamo così, su alcune zone. Per esempio io so nell'area marina protetta di Capo Milazzo, neoistituita, hanno fatto delle operazioni di pulizia nella zona D molto profonde, e in effetti il risultato è stato ottenuto. Quindi in un contesto di AMP sicuramente è da incentivare. A livello globale è talmente tanta la spazzatura in certi contesti e in ambienti remoti, irraggiungibili, che è difficile. Peraltro, esattamente come succede sulle spiagge, la sola pulizia non associata a diciamo cambiamenti culturali, educativi, fanno sì che siano veramente poco utili. Ecco, diciamo che il cambiamento climatico e quindi l'impatto del cambiamento climatico, l'aumento delle temperature delle acque, porta chiaramente a una modificazione dell'ecosistema, a una modificazione della biodiversità, porta anche l'entrata di specie e la diffusione di specie cosiddette aliene, no? Questo può essere un elemento positivo, nel senso che possono andare a sostituire le specie che magari soffrono e che quindi spariscono, oppure no, perché si ricostruisce un nuovo ecosistema, perlomeno. Cosa ne pensate? Sì, questo problema è soprattutto sui ecosistemi costieri, anche se ho visto che cominciano a apparire anche un po' di aliene profonde, che questo forse non eravamo preparati a questa cosa. Comunque, diciamo, l'arrivo delle specie aliene, giustamente, possono, e succede, prendere il posto delle native sofferenti, e quindi, come diceva lì Tomasi de Lampedusa, spariscono i gattopardi, arrivano gli sciacalletti, ma tutto continua a funzionare. È il solito discorso, a noi va bene uguale, non lo sappiamo, cioè è tutto da vedere. Certamente gli ecosistemi continueranno a funzionare, ma sicuramente cambieranno in maniera imprevedibile per adesso. Cioè, al posto della posidonia cosa potrebbe arrivare? Quello che stiamo vedendo adesso, che i sostituti potenziali della posidonia, potenziali, lo sottolineo, sono delle alghe, non delle piante, quindi molto meno strutturanti, che verosimilmente avranno un valore paesaggistico e diciamo anche ecosistemico inferiore. Quanto è grave questo? Per gli ecosistemi forse neanche tanto, non lo so per noi, perché sappiamo benissimo ad esempio che le posidonie proteggono le spiagge, questo lo stiamo perdendo, le spiagge non sono più protette, lo vediamo, sono in erosione continuamente, il livello del mare sale e la spiaggia scompare sempre. Io nella mia breve vita, perché è una vita di un umano, sono pochi decenni, ho visto la spiaggia dove io andavo da ragazzino a giocare ed era lunghissima, non c'è più. Stiamo parlando di Quinto, Murcarolo, quella zona lì, quelle spiagge non ci sono più. Le posidonie, guarda caso, hanno sofferto. E così via, tante altre cose. Potremo continuare a godere della vita che abbiamo goduto fino adesso se cambia gli ecosistemi. Gli ecosistemi continueranno a funzionare. Certo. Non è un problema, salviamo la natura, salviamo la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Ma giustamente, faccio una battuta, la nostra cultura. Descalzo oggi non potrebbe più scrivere una poesia sulla posidonia di Sestri Levante. Certo, è vero. Ecco, ma azioni, diciamo, se avessimo dei politici, quali consigli gli diamo ai politici per fare qualche cosa, per rimediare in qualche modo a questi danni? L'aumento, per esempio, delle aree marine protette può servire? Può essere un elemento utile? No, certamente sì, è assolutamente. Ed è facile comunque istituirle queste nuove aree? No, non è assolutamente facile istituirle, non è facile istituirle in zona costiera, è assolutamente sperimentale nelle zone offshore, dove non esistono al momento forme di controllo diretto, cioè a 70 miglia nautiche chiunque fa quello che vuole. Certo. Quindi questo è un po' il problema, però sicuramente zone di tutela, anche solo l'istituzione delle aree Natura 2000 che rientrano al di sotto di un certo ombrello di misure di tutela, potrebbero, diciamo, aiutare sicuramente. E la riduzione delle attività di pesca, per esempio?
La riduzione dell'attività di pesca che però va contro gli aspetti economici, con gli aspetti economici. È politico, perde volte. Sì, c'è un problema chiaramente di governance in questo senso. C'è anche un decremento naturale delle marinerie, per esempio in Liguria, un po' dovuto all'età dei pescatori, quindi le nuove generazioni che non vogliono più fare il pescatore. Dipende anche un po' dal decremento anche dei rendimenti della pesca, che indirettamente dipendono da come è stato comunque trattato come sono stati trattati gli ecosistemi prima, quindi non necessariamente, diciamo, la riduzione della pesca fa la differenza per il parte di PSI l'istituzione di zone di tutela integrale. E con integrale significa non toccate. Non toccare. Posso aggiungere qualcosa, perché accordi internazionali con l'Italia aderito ci vincolerebbero a proteggere il 30% del nostro territorio marino entro il 2030, no? Il famoso 30-30. Attualmente siamo ancora molto lontani, credo che siamo intorno al 7% e il 2030 è domani. La risposta dei politici è quella di considerare protette anche aree che in realtà non lo sono solo delle perimetrazioni sulla carta, ma non hanno una gestione attiva, quindi una protezione, per modo di dire. Pensate allo stesso santuario Pelagos del Mar Ligure, che è un'area enorme, quindi quella lì, se la metti sul piatto dici guarda come vasta, ma che protezione attiva c'è? Quindi c'è questo problema. L'altro aspetto invece che possiamo ribadire, che se c'è un po' di protezione qualche risultato si vede, l'abbiamo visto. Non basta sicuramente, e il problema è che la protezione dal grande problema generale che coinvolge tutte, cioè il riscaldamento climatico, richiede accordi internazionali che vedo che proprio i nostri politici li si può chiedere al massimo nelle sedi internazionali ogni volta possibile ribadire, però bisogna anche essere virtuosi noi stessi, cioè portare anche degli esempi. Devo dire che molti paesi della Comunità Europea si dimostrano abbastanza virtuosi nel panorama mondiale, però abbiamo altre amministrazioni, tra cui, senza far nome, una certa amministrazione Trump, che invece dice ma figuriamoci, io non me lo sogno nemmeno di ridurre le emissioni di CO2. È anche una fake news il cambiamento climatico. Queste sono tutte storie. L'altro ieri ha fatto freddo, quindi non c'è cambiamento climatico. Chiedo scusa perché sono molto ignorante in questa materia, ma mi chiedo, c'è un inquinamento marino dai depuratori oppure sono tutte sostanze biodegradabili, eccetera? Sì, anche noi che ci lavoriamo siamo molto ignoranti, perché effettivamente i problemi sono complessi. Comunque sì, i depuratori non sono loro che inquinano, diciamo, loro anzi trattano e il loro ruolo è positivo. Certamente non sempre sono sufficienti, perché a volte sono costretti anche loro, non so, c'è un temporale, c'è un apporto eccessivo, sono costretti a bypassare, perché altrimenti gli va a bagno tutto l'impianto di fanghi attivi e cose di questo genere. Certamente una depurazione veramente efficace dovrebbe comprendere anche il cosiddetto trattamento terziario, quindi anche l'abbattimento dei nutrienti. Questo è molto costoso. Storicamente in Mar Ligure si è preferito, ed è comprensibile, fare invece condotte relativamente profonde, che quindi i nutrienti li mandano in profondità, dove prima che poi tornino in circolo, si diluiscono eccetera, l'eutrofizzazione non c'è, in effetti non c'è in Mar Ligure. Forse ci vorrebbero più depuratori. Parlavo proprio col presidente del Parco dei Cinque Terre ad agosto, che ci siamo incontrati in un'occasione, un evento a Monterosso, e mi diceva che lui si è reso conto che i paesi delle Cinque Terre ancora dal punto di vista depurazione insomma hanno problemi, ma devo dire che anche qui a Genova, non illudiamoci, abbiamo dei depuratori che funzionano, ma molte di quelle case costruite ormai in epoca storica, che sono proprio coi piedi nell'acqua, non sono mica tutte agganciate ai depuratori, perché dovrebbero far risalire la foglia all'indietro, cioè, per cui scaricano ancora in mare adesso. Sono piccoli scarichi, ma sono tanti, per cui abbiamo visto, non so, qualcuno di voi se frequenta
l'estate bazzica un po' al Levante, quest'estate c'è stato qualche problema, e sono stati problemi anche di balneabilità, quarto, quinto, nervi, insomma vabbè, voglio dire, il solito problema, le cose funzionano ma bisogna farle funzionare e non è detto sempre che bastino, insomma. Certo, abbiamo parlato di Mar Ligure, di Liguria e il mare, di Mar Tirreno, non oso pensare al Mare Adriatico, cosa sta succedendo, però non è una cosa a parte, fa parte di tutto il sistema del mare Mediterraneo e ogni cosa credo che ricada o si rifletta anche su altre zone che apparentemente non sembrerebbero lontane. Per concludere possiamo dire che bisogna operare per far cambiare la mentalità dei gestori, ma la mentalità anche delle persone. Quello che diceva Marzia, l'educazione è una cosa che oramai non esiste più, cioè quello di non buttare rumenta, cicche e così via. Poi non basta fare la giornata verde con i bambini che vanno tutti a raccogliere le cicche e dire oh che bello, abbiamo fatto un sacco. Non è che sono le cose che risolvono. Volevo dirvi che alla fine dei 6 convegni, l'11 di novembre, ci sarà una tavola rotonda nella sala del Bergamasco di Palazzo della Camera di Commercio in via Garibaldi, aperta a tutti, in cui parleranno i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, quindi ci sarà il presidente della regione, il sindaco o una delegata, l'università, e ci saranno anche rappresentanti scientifici, diciamo, di persone che si occupano di questo. Credo che quello possa essere un momento anche utile per sentire un po' che cosa ne pensano questi nostri governanti. E quindi siete tutti invitati, ovviamente. Queste conferenze continuano, però la prossima settimana c'è un intervallo, un'interruzione di questa sequenza. Il prossimo convegno sulla Liguria e il mare sarà il 27 ottobre e si parlerà di rumore antropico sottomarino, quindi gli effetti di questo rumore. Quindi per il convegno ci rivediamo, spero, tutti lunedì 27 ottobre alle 15:30, invece la prossima settimana, lunedì 20 ottobre alle ore 17, ci sarà una conferenza su come creare un museo d'arte orientale a Genova da Edoardo Chiossone a Mario Labò. I relatori saranno Aurora Carripari, direttore scientifico e conservatore responsabile del Museo d'arte orientale Chiossone, e Gianluca Porcile, storico dell'architettura. Grazie e alla prossima.